Buonasera, eccoci a Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo di V7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, siamo un attimo in ritardo rispetto alle altre programmazioni di Primus Inter Pares perché abbiamo atteso ovviamente l'evolversi della partita del Padova che giocava a Catanzaro. Come tutte le immagini noi iniziamo con la guerra che si sta svolgendo purtroppo in Ucraina, augurandoci che termini al più presto, sono oramai 3 mesi, lì continuano ad uccidersi, è davvero una cosa davvero incredibile nel 2022 che tali cose accadono e noi cerchiamo di sensibilizzare le persone ovviamente per quel che possiamo fare, augurandoci che termini al più presto. Ritorniamo invece a noi perché questa è una puntata un po' diversa dal solito, sarà una puntata di finanza ma anche di calcio, perché? Perché parleremo di come, tra poco vedrete anche il titolo, come finanziare non solo ovviamente le società sportive ma tant'altro tramite il crowdfunding che tra poco vi spiegherò esattamente cos'è. Per parlarne abbiamo ospite Andrea Grigoletto, direttore tecnico della Fondazione Fenice, grazie di essere con noi. Buonasera. Sergio Pelissier, presidente della Clivense, ex calciatore del Chievo e di tant'altro, poi parleremo, grazie Sergio di essere con noi. E collegato abbiamo Giulio Fezzit, Celm Finis Group, che è praticamente l'ideatore di questo partiamo crowdfunding più o meno, giusto? Non vorrei sbagliare. Bravissimo, perché poi uno che presenta non è che conosca tutte le cose, qualcosa può anche ovviamente non raccontare. Buonasera anche a lei Giulio Fezzi, buonasera. Buonasera. Allora, il crowdfunding è l'arte di finanziare il proprio progetto attraverso piattaforme digitali con contributi da parte ovviamente della folla, della gente. Me lo può spiegare in termini più semplici possibili, in modo tale che ovviamente le persone da casa lo capiscano e anche che qualcuno inizi, poi con Sergio ne parleremo, Sergio Pellissier, che davvero ci sono già molte persone che hanno intrapreso questa strada. Beh, intanto grazie dell'occasione, per fortuna serviamo qualcosa anche noi che proviamo a tradurre questi termini un po' complessi. Diciamo che... Io su queste cose che tutti danno il nome in inglese, sarà che non lo parlo, quindi non riesco mai a pronunciarlo bene, quindi mi trovo sempre in difficoltà. Prego. Sì, è complesso di natura devo dire, però è stato recepito molto bene dalle persone. Crowd vuol dire folla e dal mondo anglosassone le donazioni si sono trasferite molto sulle piattaforme digitali. Il crowdfunding è quindi oggi il principale strumento finanziario alternativo alle banche per finanziare un'idea o un progetto. Assume molte forme, c'è quello più finanziario che è l'equity, che è quello che è stato usato da Sergio con la FC Clivense, c'è quello ancora più diciamo di prestito che è il lending e poi c'è quello invece di donazione e reward che è quello invece più per gli enti del terzo settore. Quindi è la capacità di raccogliere finanziamenti attraverso piattaforme digitali, quindi di riuscire a contaminare l'elenco e la cittadinanza, le persone che sono vicine alla tua idea, di portarle in rete da un punto di vista digitale attraverso una piattaforma autorizzata a raccogliere dei soldi dai 30 ai 45 giorni. Mica poco. Collegato abbiamo Giulio Fezzi, che è l'ideatore praticamente di questo crowdfunding. Com'è nata questa idea, Giulio? Guardi, in realtà noi siamo l'advisor di FC Clivense su il progetto industriale e anche quindi sulla campagna di crowdfunding. L'idea, proprio nel suo principio essenziale, è nata decisamente da Sergio Pellissier, che avete in studio, presidente della società, che fin da subito ha detto il mio progetto deve essere aperto. Allora, oltre a una serie di altri principi, nel dover tradurre questo concetto di apertura di un progetto societario anche dal punto di vista di capitale, ci è sembrato che lo strumento del crowdfunding, dell'equity crowdfunding, come diceva bene il dottor Grigoletto, fosse lo strumento migliore. E quindi, oltre ad aver costruito insieme a Sergio sui suoi principi il progetto industriale di FC Clivense, tra le diverse forme di funding, quindi di finanziamento dell'iniziativa, una che ci è parsa molto opportuna è stata quella di lanciare una campagna di equity crowdfunding che è in corso proprio in questo momento e che precisamente ha 510 sottoscrittori ad adesso, quindi 510 soggetti, in stragrande maggioranza persone fisiche che stanno credendo nel progetto aperto lanciato da Sergio e da Enzo.
Bene, allora chiedo alla regia, fra l'altro, se possiamo anche vedere le immagini, ovviamente anche degli eventi che crowdfunding ha organizzato negli anni scorsi e sta organizzando proprio in questo periodo, poi Grigoletto eventualmente ce li spiegherà man mano che vedrà scorrere le immagini. Sergio, hai avuto te questa idea straordinaria, che poi prima della trasmissione ne abbiamo parlato. Io di solito do a tutti i miei ospiti del lei, a te non posso dare del lei perché ci conosciamo, una grande stima ai tuoi confronti, poi veramente parleremo anche di Sergio Pélissier come giocatore e come anche dirigente. Allora, come mai è nata questa idea così? Ma fondamentalmente perché io sono sempre stato tifoso delle squadre in cui ho giocato e so perfettamente quanto ci si tiene, quanto sia importante quella società e non solamente perché percepisci i soldi, ma perché ti piacerebbe che quella società potesse crescere, diventare una società importante, avere tutto quello che le società di calcio dovrebbero avere, che in Italia bene o male non hanno. Quindi il fatto che gli inglesi hanno il loro centro sportivo, hanno il loro settore giovanile importante in cui credo investono tantissimo nello stadio, sono cose che a me sono sempre piaciute e fondamentalmente non lo potevo fare se la società non fosse stata mia. Quindi quando ho voluto creare questo, anche per i tifosi che avevano perso la propria squadra, mi è subito venuto in mente che poteva essere la volta buona che potessero partecipare realmente, no? Dire oggi vado a tifare la mia squadra, lo hanno sempre fatto ma non era la loro squadra, era la squadra dei presidenti. In questo caso è vero, uno può dire beh vado allo stadio a tifare la mia squadra e questa volta potrebbe essere vero. La volta buona, perché ci sono state molte società anche in difficoltà, società blasonate che hanno cercato di coinvolgere la folla come dice il crowdfunding e non ci sono riuscite tramite ovviamente di altri metodi. Magari questo è un metodo vincente. Allora, io credo che tutte le persone che hanno investito su due cose. Una un progetto e devi mettere davanti un progetto importante che devi cercare di rispettare. L'altra le persone. Io ho sempre messo a faccia in tutti gli anni in cui ho partecipato nel mondo del calcio come calciatore, ho sempre creduto nelle persone, ma ho sempre rispettato le persone e avere delle responsabilità mi hanno aiutato a crescere, mi hanno aiutato a ottenere grandi risultati anche se magari qualitativamente non ero ai livelli dei grandi campioni. E quindi per me avere tutte queste 500 persone, spero che ne arrivino ancora tante altre, che credono nel mio progetto, nel nostro, perché chi ci ha creduto e partecipa al progetto, è una responsabilità enorme. Io adoro le responsabilità e mi piacerebbe riuscire a dargli quelle soddisfazioni che magari con la loro squadra non hanno potuto avere perché magari non avevano lo stesso apprezzamento da parte della società. Ecco, abbiamo Grigoletto una locandina inquadrata, se ce la vuole spiegare perché lei la vede meglio di me dalla sua posizione. Ma allora intanto aspettiamo Sergio il 27 maggio, ovviamente tutte le persone che vorranno venire per la giornata appunto dell'Equity, dove parleremo dello strumento dell'Equity. Dove si svolge questa giornata? Al Parco Fenice, Lungargine Rovetta 28. A Padova? Assolutamente, tutto il mondo del crowdfunding sarà in presenza, quindi tutte le principali piattaforme, We Are Starting, Back to Work, l'ITA, Produzioni dal Basso, quindi non mancherà veramente nessuno e tratteremo tutti gli aspetti, quelli più normativi ma anche quelli più emotivi di questo splendido strumento e partendo dall'esperienza della Clivense 500 donatori per 500.000 euro significa una media di 1.000 euro di donazione a persona. Ai politici ci chiedono un voto, immaginate che qui si chiede un voto e una donazione, quindi è doppiamente interessante, no? E quindi il progetto è sostenuto e le persone dando questa donazione entrano anche infinitesimamente a far parte della compagine societaria, non è una semplice donazione, è proprio un'acquisizione di una percentuale infinitesimale di quote e diventano azionisti per una parte infinitesimale della compagine societaria, quindi c'è una corresponsabilità che è un fatto direi fantascientifico, bellissimo per gli scenari futuri, no? Condividere le responsabilità con un azionariato popolare diffuso e ci troveremo in particolar
modo alle 11, dove ci sarà una gara tra 10 start-up che si ispireranno al modello della Clivense, dove Sergio ed Enzo Zanin saranno insieme a Gianni Rusconi del Sole 24 Ore in giuria e daranno dei voti e commenteranno insieme ai principali attori del crowdfunding italiano l'operato di queste 10 start-up. E prima parleremo dei principali temi del regolamento europeo, perché sta avvenendo una rivoluzione fiscale importante, si potrà donare da tutta Europa, ci sarà uno scenario economico comune, il crowdfunding diventa una disciplina europea e non più solo nazionale. Quindi Sergio potrà prendere anche donazioni dalla Polonia, cosa che oggi ancora non può fare, ma sappiamo che ci sono molti donatori che vengono anche da luoghi decentrati. E quindi stiamo assumendo una dignità giuridica molto importante. Questa società, il crowdfunding, ha una piramide, ha un presidente, ha una struttura, certo. O siete più persone che state iniziando un percorso importante per raggiungere obiettivi importanti? Allora, noi promuoviamo il festival con Eurocrowd, che è l'associazione europea del crowdfunding, presente in tutti e 27 i paesi europei. Per fare un equity... Io parlo quello italiano, ovviamente. Sì, esatto, sì, io sono il chair dell'associazione italiana e quindi coordino il gruppo strategico italiano, quindi ci saranno tutti gli attori italiani. Per fare un equity crowdfunding ci vuole una società, meglio ancora fosse una startup innovativa. Il caso stupefacente, Sergio, è che tu non dai il beneficio fiscale perché non siete una startup innovativa, quindi ha raggiunto un risultato di azionariato popolare incredibile senza il beneficio fiscale dell'acquisizione delle quote di una startup innovativa, perché lì c'è anche una Possiamo definire un azionariato popolare in maniera moderna, possiamo dire in maniera moderna? Diciamo che se qualche giurista storgerà il naso, ma per farci capire dalla platea di massa, questo è un azionariato popolare molto simile al sistema anglosassone, no? Delle squadre che nascevano nel nord dell'Inghilterra, e quindi di gente che vuole tutelare la presenza dello sport nel proprio quartiere, le infrastrutture che poi garantiscono anche economia e servizi per i figli. Giulio Pezzi, lei che è stato l'ideatore di questa grande iniziativa, da come è nata? Dalla sera alla mattina? Cosa ha pensato su per far nascere questo meccanismo di coinvolgere le persone in una maniera diversa dall'azionariato popolare, che poi in effetti è lo stesso ma con altri metodi? Il procedimento che porta a poter rendere pubblica, diciamo, una società su una piattaforma di crowdfunding come quella che abbiamo scelto noi, ahimè non si può fare dalla sera alla mattina, è un processo piuttosto articolato, per molti versi, dico io e Sergio me l'ha sentito dire più volte, è del tutto simile a una piccola o neanche piccola quotazione in borsa, perché si sta andando di fatto a raccogliere denari dal pubblico, pubblico che quindi deve essere assolutamente tutelato, per cui in piattaforma, che poi sono istituzioni autorizzate dalla Consob, vanno caricate tutta una serie di informazioni e documentazione che quindi la società che si propone deve avere, deve preparare, anche proprio a tutela del pubblico che va ad investire. Questo richiede diverso lavoro preventivo, diciamo che per preparare una campagna come quella che stiamo conducendo noi ci sono voluti circa 3 mesi di preparazione, di documentazione, ma soprattutto di contenuti che devono andare poi dentro alla documentazione. Mi scusi, ma è un investimento di uno oppure è una donazione? Perché un conto è una donazione, un conto è un investimento. Un investimento vuol dire che poi ho un ritorno. Una donazione è perché io credo in quel progetto e voglio dare una mano perché quel progetto venga esaudito, insomma. Nel nostro caso è precisamente un investimento, come diceva prima il dottor Gregoletto, il nostro è un equity crowdfunding, quindi tramite un aumento di capitale stiamo di fatto collocando quote della FC Clivense, e quindi l'investitore, lo chiamo proprio così, non è un donatore ma compra quote di FC Clivense in proporzione all'entità diciamo, del proprio investimento, cioè di quanti denari mette nella campagna, ma piccolissimo o più grande di fatto detiene quote e quindi è un socio, diciamo, senza diciamo, un socio. Ho capito, faccio l'avvocato del diavolo, Giulio Pezzi. Se vanno bene le cose vanno bene, e se vanno male?
Ovviamente, come descritto proprio nella documentazione, è un investimento di fatto azionario con tutti i rischi connessi. Ovviamente il progetto riteniamo sia solido e prospettico e quindi andrà bene, anche perché, diciamo, tra gli elementi fondanti, dicevo prima, uno è l'apertura, il secondo, che Sergio ci ha sempre detto, è la sostenibilità in tutti i suoi aspetti, inclusa quella finanziaria. Qui non si farà mai il passo più lungo della gamba, quindi diciamo, la società avrà grande attenzione a preservare proprio l'investimento di tutti i soci. Comunque è un investimento azionario con i suoi rischi. Ecco, Grigoletto, l'inizio della Clivense con Sergio Pellissier, che ha detto io ci metto la faccia, quindi non è poca roba, è chiaro che però è uno specchietto molto bello, e io cerco di fare l'avvocato del diavolo, perché poi per far capire bene alla gente, io dico metto Sergio Pellissier, facciamo questo crowdfunding, troviamo dei donatori oppure degli investitori, oppure mettete come volete, perché ecco, ma se ci sono altre situazioni dove si devono raccogliere, come operate per poter far sì che abbiano lo stesso successo che sta avendo la Clivense? Ma allora basta andare nelle piattaforme, no, è intelligentissima. È chiaro che Sergio ha creato un innesco di immagine che però non è solo l'immagine del divo. Se avete ascoltato bene le parole, sono anche l'immagine di una persona connotata nel territorio, radicata nel territorio, che è riuscita a trasmettere i valori dell'iniziativa, e questo è molto importante. Il crowdfunding è infatti principalmente un progetto di comunicazione. Solitamente le persone che mettono i soldi in una startup innovativa o in un equity crowdfunding sicuramente si aspettano un ritorno, però va anche detto che sono investimenti della media di 1.000 euro, quindi sicuramente il progetto secondo me avrà dei grandi ritorni per le idee e gli obiettivi che si è posto, ma lauguratamente dovesse non esserci l'atteso 3, 5, 10% di tasso interno di rendimento che potrebbe esserci da un'operazione del genere, comunque stiamo parlando intanto di micro donazioni diffuse, quindi non hanno un impatto nella tasca dell'investitore, che è ovviamente impattante dal punto di vista dell'importo. Al netto di tutto questo però è chiaro che ci sono delle prevalutazioni delle piattaforme che sono autorizzate da Consob, e quindi non tutti i progetti vanno in piattaforma, vanno quei progetti che hanno subito un vaglio di un certo tipo. Tornando a Sergio, è chiaro che poi l'esaltatore di sapidità è il personaggio che sa essere da un lato famoso e comunicativo, ma anche, non trascurerei questo aspetto, ben declinato sulla natura del progetto. Okay? Questo è un progetto che ha una sua significatività, perché ecco, Andrea Grigoletto, nel far questo ovviamente il crowdfunding non è conosciutissimo. Chiedo anzi alla regia se ha delle immagini sugli eventi, come ripeto, che sono stati fatti l'anno scorso, che sono filmati più recenti. La domanda: per pubblicizzarlo avete iniziato, ne state studiando un modo, mi dicevate che a livello europeo, quindi io non lo conosco, però mi sembra che ultimamente se ne senta parlare. Ecco, avete un'idea come espandere questa iniziativa, che ovviamente ha un'utilità per soddisfare esigenze ovviamente di persone, che naturalmente di società o di aziende che non ne avrebbero bisogno? Ma allora, abbiamo iniziato ieri a Roma la prima tappa sul crowdfunding legato ai beni culturali, abbiamo già avuto 61.000 visualizzazioni in 24 ore, che sono una cifra veramente notevole, quindi il festival è un momento di diffusione delle buone prassi. Fatto questo, poi ovviamente abbiamo tutta una serie di iniziative. Quest'anno abbiamo fatto le campagne di Natura Sì, più di 20 campagne di crowdfunding della catena di Natura Sì, ma anche il Cocorico di Rimini. Le immagini. Esatto, il Cocorico di Rimini, per esempio, la famosa discoteca, abbiamo raccolto 150.000 euro in 45 giorni per fare il museo della discocrazia. Abbiamo recuperato le grotte del Caglierone, altri 150.000 euro in 45 giorni, erano state spazzate via dalla tempesta, e abbiamo fatto molte operazioni di equity che non sono famose come quella di Sergio, però Off-Grid Sun, Yupi per esempio. Quindi se si vanno nelle piattaforme, nel tempo di Covid è andato più del 120% di raccolta rispetto all'anno precedente, quindi è uno strumento che la finanza inizia a conoscere molto bene. Quindi è un lavoro. È assolutamente un lavoro, richiede professionisti, i campaign manager e i platform manager. Fezzi lo diceva, c'è una squadra e dei comunicatori che siano esperti comunicatori. Quindi... E Fezzi, oltre ad aver ideata, cosa fa di bello? Perché lo vedo lì tranquillo. Sponsor del festival, tra l'altro, con Phoenix. Cioè, sto scherzando, perché lo vedo lì perché essendo collegato voglio renderlo partecipe.
Sì, noi diciamo, oltre ad essere appunto sponsor del festival, abbiamo partecipato l'anno scorso, tra l'altro proprio al festival dell'anno scorso abbiamo avuto modo di approfondire la conoscenza con la piattaforma che poi abbiamo utilizzato per la campagna di Clivense. Noi di mestiere, come dico io, oltre grazie a Sergio, a occuparci di calcio, che è chiaramente più divertente di altri mestieri che facciamo consulenza di business plan, strategia, organizzazione, previsioni finanziarie e quant'altro. Quindi supportiamo proprio progetti di questo tipo. Pensi che nel sottotitolo della nostra società c'è iniziative di sviluppo. Ecco, questa penso che sia una di quelle. Volevo metterti la canzone 1 su 1000, finisce una brutta pagina che poi era bellissima con il Chievo, cadi con il Chievo, perché è successo quello che nessuno avrebbe immaginato, ti rialzi, fondi la Clivense, una società nuova a Verona, e con un grande seguito, e poi riesci a organizzare anche questo, cioè interagire col crowdfunding per rafforzarla. Da dove ti nascono queste idee, Sergio? No, non lo so, non è che non nascono, è che Da dove il arrivano, piacere, insomma? il piacere di vedere alcune persone tifose anche di una certa età che piangono perché non hanno più il loro divertimento, la loro passione, no, della Sono domenica. immagini tue queste qui, vedi? Di quest'anno, sì, esatto. La loro passione della domenica dove si possono sfogare, divertirsi. E mi è venuto in mente di provare a salvare, neanche a salvare, perché il Chievo purtroppo non esiste più, o comunque c'è, ma non c'è più nel catalogo della Figicino. No, la domanda era, ti ho fatto questa, perché un giocatore che ha un curriculum come il tuo, che non è indifferente, anche se tu hai cercato di sminuirlo, ma non è da sminuirlo, prima dicevi campioni, tu sei stato un campione, perché uno che fa quello che ha fatto, poi lo vedremo, non è da sminuire, poteva benissimo trovare un lavoro in 1000 altre società, essere retribuito, sedersi lì, dirigere e prendere lo stipendio in maniera comoda. Invece ha detto no, parto da zero, mi faccio un mazzo, scusami la parola, però voglio fare qualcosa di mio, assieme a Enzo Giannini. Non era di mio, era Sì. di tutte quelle persone che credono nel calcio. Sì, ma se non c'è il Sergio Sì, Pellissier sì, ma infatti la difficoltà è proprio tutti quella. parlano nella vita. Le innovazioni sono sempre viste male all'inizio, perché purtroppo è una cosa che nessuno ha mai misurato. Però io ho fatto un anno a direttore sportivo, mi sono reso conto che non contavi niente. Alla fine tutte quelle idee belle di far partecipare il tuo pubblico, che siano tanti o poche, quelle persone sono le persone che credono in te, che ti danno quel qualcosa per andare avanti. Mi sono reso conto che non lo puoi fare da direttore sportivo, perché c'è un direttore generale, perché c'è un presidente, che ognuno vuole dire la propria, e non riesci a creare un qualcosa di importante. Quindi quando era così, quando ho discusso, quando non andavo più d'accordo con chi dirigeva la società, allora ho scelto di andare via. Ecco, questo è il modo per poter mettere le tue idee o dare a quelle persone che realmente credono in quella società la possibilità di dire le proprie idee e soprattutto di partecipare. Quindi facendo così ho potuto mettere tutte quelle belle idee che avevo in testa, che all'estero ci sono, come il creare un centro sportivo, che è assurdo che ancora adesso le società di calcio non abbiano tutti un centro sportivo, è un'assurdità. Creare un settore giovanile importante da cui attingere, e anche qua ci sono pochissime società in cui credono realmente nel settore giovanile, e fare quello che negli altri stati hanno fatto e ci hanno superato come qualità, perché se noi ci facciamo caso tutte le altre nazioni hanno il proprio stadio, ma anche quelle più povere. Andiamo in Slovenia, hanno tutti uno stadio nuovo perché hanno approfittato degli europei che ci sono stati, e quindi hanno creato tutti lo stadio nuovo. In Italia siamo indietro. Ci sono tante cose. Questa è una delle tante. E come nasce il connubio con crowdfunding? Ma ecco, questo è sicuramente Giulio che aveva queste conoscenze. La mia idea era quella di far partecipare, come abbiamo detto, un nazionalato popolare alla Barcellona, al Bayern Monaco, di farli partecipare
magari attivamente tutti gli anni dare una donazione o prendere parte delle quote. E Giulio cosa ha detto? Ci mettiamo assieme, cosa ha detto? No, io gli ho dato queste idee, poi giustamente è il loro lavoro e lui è stato bravissimo. Come è stato l'amore nei confronti di Sergio Pellissier? Devo fare una digressione, una piccola digressione personale. Allora, io ho il figlio più grande, Matteo, tifosissimo del Chievo Verona, era uno dei tifosi a cui fa riferimento Sergio prima, che quest'estate si è trovato improvvisamente orfano proprio di un amore viscerale, non so come descriverlo, e quindi è stato veramente prezioso incrociare ad agosto dell'anno scorso sulla nostra strada Enzo Zanin, che già collaborava con noi per varie altre cose e che ovviamente era in contatto stretto con Sergio, per cui abbiamo potuto metterci, direi, subito al servizio del progetto di Sergio. Quindi il contatto è nato proprio dall'amore viscerale di mio figlio. Quindi Giulio, a casa sua ha ancora dei mussi volanti che girano per casa? Se entra in stanza di mio figlio ci sono solo maglie di Sergio Pellissier attaccate alla parete di tutte le misure, da quando aveva 2 anni a quando adesso ne ha 19. È una bella cosa. Va bene, andiamo in pubblicità, poi racconteremo anche e ricorderemo Pellissier calciatore, tra poco.